Ci vorrà tempo per fare una stima dei danni più esatta, ma qualcuno già parla di almeno 20 milioni di euro. Danni all'agricoltura, alle strade, alle case. Ancora una volta l'acqua dal cielo si è accanita sul Veneto, stavolta è toccato alla Bassa Padovana, 13.000 gli ettari allagati, poi a macchia di leopardo nel Polesine, nel Veneziano, nel Vicentino. Nel solo comune di Sant'Elena d'Este il picco massimo della pioggia caduta dal 27 al 29 aprile ha segnato 318 mm, quando la media anno è di 850. Tecnicamente si dice che le coltivazioni sono affogate, fuori di tecnica è un disastro. Questi erano dei campi di soia che purtroppo ormai non germineranno più, non nasceranno più, mentre il frumento ha subito gravi danni anche a causa del vento e il mais è stato sott'acqua ormai una settimana e quindi la produzione è praticamente compromessa. Gran parte dell'acqua non è ancora defluita, i funghi hanno invaso ogni pianta. Adesso c'è tutta una serie di patologie fungine che va a colpire il frumento e questo va ovviamente ad influire sulla resa finale sia qualitativa che quantitativa. C'è nuotava nel tuo garage? Sì. Gamberi e pesci nei garage. A Solesino, in via Lazio, il primo sole ha svelato anche questo, mentre gli abitanti dei condomini nuovi salutano per sempre tutto quanto è stato devastato dalla cascata d'acqua che ha sommerso completamente garage e cantine. Ora tutto è ammassato, coperto di fango maleodorante in strada. Gli addetti del bacino Padova 3 fanno la spola, molte sono le famiglie giovani. C'era un condizionatore portatile, delle stufette, avevo un ufficio con dei documenti che avevo portato giù, la libreria avevo fatto sotto. Abbiamo documentato, però intanto i danni sono nostri e bisogna viverci, dopodiché qualche santo sarà sicuramente. Ma c'è chi si è visto cancellare i piccoli tesori ordinari raccolti durante tutta una vita. Gli attrezzi da lavoro? Esatto, quelli che lavoravo una volta. Una bici bella? Normale, da operaio, da ciclista. Sì, macchinari che costano più di 1.000 euro, insomma, hai capito? Questo è un Olympus, una sega diamantata che io utilizzavo per lavorare vetro Tiffany. Avevo un hobby, che sono in pensione. Eccoli, quello livello dove è arrivato. E sopra c'è la casa? Esatto. 60 anni.